Non c'è il carnevale, ma scelgo la salute dei cittadini, insomma. C'è da dire, e ci tengo a sottolinearlo, che a Treviso non c'è nessun caso. Vi chiedo scusa se lo sottolineo, ma siccome le fake news stanno dilagando nei social network, chiedo uno sforzo anche a voi giornali di comunicare la verità, che già fate ovviamente, ma di arginare proprio questo fenomeno delle fake news che sta danneggiando e creando parecchi problemi in questa fase di emergenza. Non capisce il perché, il caso di Casale, casi a Conegliano. No, ma sono a caso, sono casuali e atti a disturbarli. Li abbiamo già visti in occasione di Vaia, purtroppo li ritroviamo qua oggi e sono stati segnalati anche dei casi di truffe agli anziani con persone che si presentano a nome dell'ULSS piuttosto che del comune, che chiedono di visionare la casa per sanificare, cioè cose che non esistono, quindi un avviso ai cittadini di non abboccare a questo tipo di truffe. Deve essere messa in positiva, c'è un'azione preventiva per i cittadini per preservare questa che sta diventando un'emergenza vera e propria e della quale anche l'azienda sanitaria non conosce tutte le caratteristiche, quindi in modo responsabile è stato deciso di mettere appunto in campo questa azione fortemente preventiva che sospende tutte le iniziative che prevedono assembramento sia pubblico che privato, quindi dalle scuole alle iniziative di ogni tipo. Gli ambienti saranno culturali, quindi teatro, biblioteche, musei verranno anche loro chiusi fino al 1° di marzo in attesa di capire come si svilupperà la situazione. Quindi anche manifestazioni in piazza? No.